Sono numeri da record, quelli del turismo in Veneto nel 2023, 21 milioni di arrivi e 72 milioni di presenze. Piacciono sempre di più la montagna, le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Si consideri che si cresce bene, siamo la prima regione turistica d'Italia, si cresce addirittura del 30% come turisti statunitensi in Veneto, il 70% dei nostri turisti sono stranieri, che ci dice che abbiamo degli operatori eccezionali e, lasciatemelo dire, anche un Veneto che è eccezionale. L'esploit sicuramente di una montagna che cresce, di un circuito termale che cresce, e poi la destinazione che cresce di più è quella del Prosecco, ma era anche una destinazione che aveva pochissimi turisti e quindi i dati danno ragione anche su questo fronte. Ma che le Olimpiadi siano già un evento che danno un effetto sul territorio, assolutamente sì, e la crescita della montagna comunque porta attenzione, porta riflettori grazie anche alle Olimpiadi. Numeri in aumento, ma anche necessità di governare i flussi. Per questo i piani strategici della regione puntano alla promozione del pacchetto Veneto, non di un segmento esclusivo. L'unico obiettivo è quello di crescere sempre di più, visto che considerato che lo si può fare, crescere in qualità, dar modo ai nostri operatori di avere sempre più un turismo di qualità, ma ringraziare anche il mondo intero, perché quando tu hai di 72 milioni di presenze turistiche il 70% di stranieri, capisci che hai anche una grande responsabilità, perché non si tratta solo di turismo, ma si tratta anche di un biglietto da visita non solo per il Veneto, ma per il paese intero. Il tema della regolamentazione dei flussi su Venezia è un tema che compete al Comune, quindi ho il massimo rispetto del lavoro del sindaco Brugnaro. Io dico una cosa però, che è fondamentale capire che Venezia è un museo open air e, come accade in qualsiasi museo del mondo, tutto deve essere giustamente pianificato a salvaguardia delle opere d'arte. A Venezia l'opera d'arte è ovviamente sotto le stelle e sotto il cielo, e quindi abbiamo ancora una responsabilità in più. Non stiamo proteggendo la Gioconda che ha tre livelli di protezione all'interno del Louvre. Qui esponiamo le nostre opere d'arte all'aggressione molto spesso anche di chi magari non si rende conto di dov'è.